Successo esterno nel big match di recupero della settima giornata del girone B Under 17 Elite per l'Ostia Mare di Rigori, che batte la Polisportiva Carso per 1-4 a domicilio con le doppiette dei fratelli Sardo. Per i padroni di casa aveva accorciato le distanze Colizzi. Ostia Mare che si porta a -2 con una gara in meno per un finale d'andata, tutto da vivere. Prima occasione per i padroni di casa, che al quinto vanno vicini al vantaggio. Errore difensivo bianco-viola, Colizzi trova Giora in piena area di rigore, ma il destro del numero 10 di casa termina al lato. Ancora Polisportiva al quarto d'ora, stavolta con Izzo imbeccato proprio da Giora, destro a giro del numero 13 di casa che termina in out. Ostia Mare che gioca però con ordine e sulla destra è sempre velenoso, specialmente con uno dei due Sardo. Prima conclusione bloccata da Cenci, poi al 17esimo biancoviola in proiezione offensiva e che conquistano fallo laterale dopo l'intervento di Ferrara su Napoleoni. Sulla battuta successiva sarà Priori a provare la conclusione, atterrato in aria, e per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto va lo stesso Mattia Sardo che porta in vantaggio l'Ostia Mare 0-1. Il gol spezza di fatto la gara con biancoviola in controllo e padroni di casa che si fanno vedere solo nel finale di frazione, con Corbi imbeccato da Izzo in contropiede. Splendida la parata di Priori in angolo. Da corner Colizzi in girata mette fuori. Ostia Mare che torna in campo nella ripresa con l'intento di chiuderla e al 10° su punizioni si scalda Jacopo Sardo. Raddoppio che arriva all'11°, questa volta con Mattia Sardo che in diagonale fa doppietta 0-2 proprio dal lato di destra, dove nella prima frazione di gioco i biancoviola avevano ben figurato. È il momento clou del match, Carso che accorcia le distanze con Colizzi su assist di Cozzolino al 13°, 1-2, e match parzialmente riaperto. Al 13° la punizione di Giora, 2 minuti dopo, termina alta sopra la traversa. Sarà un'altra punizione ma per i biancoviola a porre fine definitivamente alla gara. Jacopo Sardo salta più in alto di tutti e trova un gran colpo di testa, 1-3. Non è finita perché lo stesso al 26° in contropiede firma la doppietta personale, 1-4 biancoviola. È l'ultimo frame del match che poi termina praticamente qui. Ostia Mare batte Carso 4-1.